Ruspe nuovamente in azione al campo Sinti di via del Grano Turco a Favaro Veneto, inaugurato nel 2009. Le operazioni di abbattimento alla presenza del vice sindaco Colle e dell'assessore Venturini. In continuità con quello che abbiamo già fatto, cioè l'abbattimento dei primi 5 moduli, questa mattina abbiamo continuato con ulteriori 7 moduli. Il nostro problema principale è quello di riuscire a trovare di nuovo la dignità delle persone, dei luoghi e nel rispetto di chi abita queste terre di Favaro. Lo scopo è quello di evitare che le casette rimaste vuote, anche in condizioni veramente pietose, quindi inutilizzabili per altri scopi di natura sociale, possano essere in qualche modo invece occupate da altri nuclei che provengono da altre città e che quindi possano rinsediarsi o insediarsi a Mestre, creando situazioni di tensione e situazioni di ulteriore marginalità sociale che noi vogliamo assolutamente evitare. Da qui l'idea e lo scopo di abbatterle e renderle ovviamente quindi non più utilizzabili in alcun modo e continuare nell'opera di superamento dell'ottica del campo Sinti attraverso un presidio forte del comune in quest'area che non può essere zona di nessuno.